Quinta corsa, confronto per buoni soggetti di 3 anni. All'1 Fosciandora DR, Pietro Gubellini, 2 Flamboyant VF, Lorenzo Baldi, 3 Flicca, Antonio Di Nardo, 4 Feliz Dia, Alessio Di Chiara, 5 Fuoco degli Dei, Marco Stefani, 6 Fashion Cup, Riccardo Pezzatini. Allineamento che si va a completare, non toccano l'ala Flamboyant VF Flicca. Si parte con Feliz Dia che scavalca Fosciandora DR, prova a convergere alla corda. Vantaggio Feliz Dia su Fosciandora, all'esterno Fashion Cup, poi Fuoco degli Dei, in corda Flicca e quindi Flamboyant VF. Riprende in mano Fashion Cup che cerca posto lungo i birilli. Dopo 200 metri in 14,2, Fuoco degli Dei avanza allo scoperto. Feliz Dia al comando nei confronti di Fosciandora in seconda posizione che piano piano si riavvicina, poi Fuoco degli Dei all'esterno, in corda rimane Flicca. Ancora Flamboyant VF che va a fare la seconda pariglia, 400 in 29,4 per Feliz Dia che si mantiene in vantaggio a metà della piegata di sinistra. All'esterno Fuoco degli Dei per il momento non avanza. E così ne viene fuori una frazione un po' più tranquilla, 15,3 di curva, con Feliz Dia che continua all'avanguardia, Fosciandora nella sua scia e Fuoco degli Dei di fuori, poi Flicca e Flamboyant, ancora Fashion Cup, 59,7 per la metà gara. Mantiene buon ritmo all'avanguardia Alessio Di Chiara che cerca di far pesare la risalita esterna a Fuoco degli Dei. Il primo chilometro se ne va infatti in 1,14,4. In vantaggio Feliz Dia, Fuoco degli Dei di fuori, in corda Fosciandora, poi Flamboyant VF a metà della retta opposta alle tribune. Fuoco degli Dei cerca l'aggancio con Feliz Dia a 400 dalla conclusione, una frazione in 14,3. Fuoco degli Dei che va all'attacco di Feliz Dia che si difende, poi Flamboyant VF, insiste Fuoco degli Dei all'attacco di Feliz Dia quando siamo ormai all'ingresso della dirittura d'arrivo. Fuoco degli Dei che tende a passare nei confronti di Feliz Dia, poi Flamboyant VF, Fuoco degli Dei in vantaggio nei confronti di Flamboyant che scatta, lo scatto di Flamboyant che va su Fuoco degli Dei e ancora una volta è Flamboyant VF ad avere ragione di Fuoco degli Dei al terzo Flicca. 29,5 ad arrivare, 1,13,6 il ragguaglio cronometrico per il successo di Flamboyant VF. Lorenzo Baldi, allenatore e guidatore per i colori di Francesco Morozzi, il successo della 3 anni da Maharaja, che ripete l'ultima prestazione milanese. Anche in quell'occasione era andato di fuori Fuoco degli Dei a debellare le resistenze del leader. Flamboyant in percorso d'attesa scatta in maniera micidiale in retta d'arrivo, brucia l'avversario, il successo di Flamboyant VF e Lorenzo Baldi.